locali per far sì che un patrimonio straordinario delle valli possa continuare a sopravvivere e anzi a rafforzarsi, acquisendo una nuova vitalità. L'organizzazione vede coinvolti molti enti, in particolare per quel che riguarda il territorio valsugino, la comunità montana e un soggetto che da molto tempo si interessa a questo patrimonio, che è Gestomeo. Ho visto tra i presenti persone che mi sono per viso familiari da molto tempo, il consigliere Rovero della Regione Piemonte, che ha veramente il cuore che batte in sintonia col patrimonio delle valli, e c'è uno spirito guida che è il dottor Candido, che a sua volta ha di questo interesse una missione. Una persona con cui ho parlato prima mi ha detto questo momento può essere considerato un momento epocale, e penso sia Marco, se ricordo bene, perché il tentare di trovare una ortografia, cioè una scrittura che in qualche modo sia il riferimento delle varie parlate franco-provenzali, è un'impresa non da poco. Dicevo a un amico francese, e saluto tutti gli amici francesi presenti e i vari relatori di queste giornate, dicevo che non c'è lingua che non abbia patito nel cercare di avere una ortografia. Nel caso dell'italiano è stato molto difficile trovare una sintonia, cioè un accordo sulla lingua italiana dal punto di vista scritto. Per molti secoli il 1300 ha fatto da riferimento, ma nel momento in cui c'è stata l'unità d'Italia si è voluto dare vita alla lingua, non solo una lingua scritta, ferma, per certi versi morta, ma una lingua parlata. L'augurio che possiamo, io credo, farci tutti è di avere, attraverso un riferimento ortografico comune, che è sempre una mediazione, un elemento che rafforza la possibilità fra coloro che parlano il franco-provenzale di scrivere e di capirsi. Siccome abbiamo mezzi molto potenti per riuscire a parlarci a distanza, è diventato indispensabile affrontare questa sfida, vale a dire raccogliere tutte le esperienze e attraverso una mediazione tentare un riferimento ortografico scritto del franco-provenzale. Consapevoli dell'importanza di questo momento, auguro veramente a tutti buon lavoro e rinnovo il ringraziamento per le tante persone molto qualificate che negli enti e a livello locale investono il loro tempo perché il patrimonio linguistico come patrimonio dell'umanità non vada perso e anzi continui a rimanere forte e molto vitale. Grazie per quello che la provincia fa in merito